Ben ritrovati, benvenuti ad una nuova puntata di Sei a casa. Concludiamo insieme la settimana e con noi in trasmissione c'è la dottoressa Annalisa Nalin, amministratore delegato di Villa dei Cedri, Parco Termale del Garda. Buonasera. Buonasera Angela, buonasera ai telespettatori. Benvenuta. Come avrete capito parleremo delle terme di Villa dei Cedri, quindi questo grandissimo parco termale del Garda, e quindi parleremo di relax e di come si può godere del parco in inverno, dato che ormai ci siamo. Infatti l'autunno e l'inverno sono sicuramente il periodo più ideale per andare alle terme, anche se da noi molti visitatori scelgono l'opzione primavera-estate ed è più nella cultura nordica la frequentazione delle terme in autunno ed inverno. Però bisogna dire che il parco offre tante possibilità. Intanto noi siamo, come a me piace definire, una spa naturale, nel senso che siamo delle terme all'aperto, sono 13 ettari di parco tra alberi e piante anche rare e alberi secolari, e questo paesaggio, questa natura rimane anche per il periodo invernale. Poi all'interno di questo parco, dove adesso le immagini pian piano ci fanno entrare, ci sono una serie di servizi e di strutture. Questa è l'hotel Villa dei Cedri, quella che ha dato anche il nome alla società Villa dei Cedri e al parco in sé, perché si chiama Parco Termale del Garda di Villa dei Cedri, una villa di fine 700, inizio 1800, che è stata trasformata in un albergo con camere che presentano tutte una caratteristica particolare, che è quella appunto di avere all'interno nel loro interno la vasca termale, grandi vasche termali oltre ai 2,5 metri, dove si può fare idromassaggio e godere delle proprietà dell'acqua, perché quest'acqua che avete visto proviene direttamente dalle fonti. Fantastico, quindi un momento di relax che ci si può ritagliare in qualsiasi periodo dell'anno. Esatto, anche per noi veronesi. Questo è il parco visto dall'alto. Il parco, ripeto, sono 13 ettari, mentre questo è il centro benessere ricavato da delle antiche scuderie del 1800. Quindi tutti questi servizi che voi vedete adesso nelle immagini, dai massaggi alle saune, all'accesso alle terme proprio in sé, quindi al lago termale, sono attivi anche nel periodo autunnale ed invernale. Perché? Perché l'acqua termale rimane sempre alla stessa temperatura, cioè oscilla tra i 33 e i 34 gradi nelle superfici più ampie, e poi arriva a 38, 37, 39 gradi nelle vasche. Questa parte che stiamo vedendo adesso nelle immagini riguarda il centro sportivo e riabilitativo, quindi piscina e palestra, servizi coperti quindi si può accedere anche nell'inverno, durante l'inverno per i più freddolosi, ma noi continuiamo ad insistere che il concetto di terme è un concetto che viene sì dall'antica Roma, ma è stato sviluppato tantissimo anche nel nord dell'Europa, ed è quindi un'attività che fa benissimo al corpo e alla mente anche nel periodo più freddo. Si accede al lago perché il lago è sempre caldo, è sempre permanentemente caldo, quindi quando ci si immerge nelle acque non si ha senso di freddo, si fanno appunto le balneazioni, gli idromassaggi, e poi quando si esce il corpo è caldo e si va nelle zone predisposte per il relax, queste ovviamente coperte. Qui vedete la serra giardino d'inverno, che è proprio a fronte del lago, dove ci sono i lettini per il relax e gli spazi appunto adibiti agli ospiti, dove si può accedere a della ristorazione, ai bar, ai servizi, vari servizi. E quindi anche appunto con il tempo meno caldo, tutte le attività del parco rimangono aperte e disponibili all'utilizzo della clientela, che spesso gira per questi percorsi, per questi sentieri, con accappatoi lunghi fino al piede e le cosiddette flip-flop, quelle ciabattine, sì. Perché appunto il contrasto tra caldo e freddo non è, come pensano molti, una cosa che bisogna evitare, che ci fa malare, ci fa prendere la febbre. Anzi, noi portiamo avanti appunto il concetto delle cosiddette Kneipp terapie, cioè l'abbinamento caldo e freddo continuo, perché in questo modo si rafforza il metabolismo, il corpo reagisce e si può veramente vedere gli effetti benefici sul nostro corpo e sulla nostra salute anche durante questi periodi più bui, più scuri, dove invece
è bello accedere Sì, stiamo appunto ai vedendo servizi. delle immagini davvero molto suggestive del parco in inverno, si creano queste sorte di appunto contrasti e poi l'acqua calda che evapora e quindi questa sorta di nebbiolina molto suggestiva anche di sera. Bellissimo fare appunto le balneazioni di sera all'imbrunire e poi la sera e anche di notte, perché poi il parco comunque chiude alle 10 e poi alla mezzanotte all'una a seconda dei festivi, e porta appunto a queste nebbioline, a questi vapori, e qui si può veramente godere di tutte le potenzialità dell'acqua termale, che ha delle proprietà. La nostra è un'acqua a base di bicarbonato, calcio, magnesio e con una certa quantità di silice, oltre a tutta una serie di altri minerali. È un'acqua inodore e incolore, quindi è molto gradevole per il corpo, non ci sono quelli, diciamo, quegli odori che può dare lo zolfo. E come vedete queste foto le abbiamo scattate durante il periodo natalizio, dove noi addobbiamo con grandi alberi di Natale, comete, luci, eccetera, tutto il nostro parco. Qui sono delle varie versioni di alberi dove appunto gli ospiti possono girare, che questa ad esempio è la palestra di sera illuminata con queste luci un po' LED sugli azzurri, poi davanti il parco, e quindi qui si può accedere anche durante tutto il periodo natalizio. Ricordiamo che la storia del Parco Termale del Garda è un po' particolare rispetto alle classiche, nel senso che esisteva questo grandissimo parco secolare all'interno del quale è avvenuta la scoperta dell'acqua calda nel 1989, se non sbaglio. Esattamente, nel 1989 è stata scoperta l'acqua calda, è stata una scoperta fortuita, cioè si stava cercando delle fonti per irrigare, diciamo, gli ettari, questi campi della proprietà, e niente, è arrivata l'acqua calda su due pozzi, due fonti, che sono una a 160 e l'altra a 200 metri di profondità. L'acqua sgorgava abbondante a 37 gradi da una fonte e a 42 gradi dall'altra, quindi per chi è un po' esperto di terme, queste sono acque termali e ipertermali, termali fino a 40 gradi, sopra i 40 gradi sono appunto acque ipertermali. Con queste miscelazioni l'acqua rimane appunto calda durante tutto l'anno. Noi non chiudiamo mai, siamo sempre aperti 365 giorni all'anno, e quindi offriamo i nostri servizi ai clienti. Ricordiamo poi quindi che oltre i due laghetti, quello un po' più grande e quello più piccolo con acqua termale, ci sono davvero tantissimi servizi, come accennavi prima, la Villa dei Cedri, che è anche un hotel molto accogliente ed esclusivo, un centro benessere che vedremo tra pochissimo, e poi ci sono anche dei ristoranti che hanno ospitato e ospitano cene molto prestigiose. Sì, è diventata una location, noi siamo molto orgogliosi di questo, perché abbiamo abbinato negli anni un concetto di benessere, ma anche di salute e soprattutto di, diciamo, recupero fisico e motorio. E qui abbiamo fatto delle partnership con dei gruppi sportivi, tra cui ovviamente la nostra, diciamo, 4 anni fa abbiamo iniziato un'importante sponsorizzazione dell'Hellas Verona, ma anche collaboriamo con altri gruppi sportivi come la GSM Calcio Femminile, e per noi è un orgoglio vedere, diciamo, anche tra i nostri ospiti non solo, ma anche tanti calciatori o atleti o persone che appunto vengono e frequentano i nostri servizi. Quelle nell'immagine che abbiamo visto ad esempio il centro benessere, che adesso stiamo ampliando, passerà da una superficie di circa 450 metri quadrati, verrà raddoppiata arrivando a circa 850 metri quadrati, e anche lì offriremo dei nuovi servizi, quindi oltre alle più tradizionali saune finlandesi, bagno turco, eccetera, stiamo preparando delle novità per i nostri ospiti, come l'aloterapia, la cosiddetta stanza del sale, dove faremo appunto una serie di trattamenti con il sale dell'Himalaya, dallo scrub appunto alla inalazione del sale in una speciale cabina preparata appositamente, e quindi anche nel centro benessere si potrà essere accolti e coccolati senza dover magari uscire nel parco, o si può abbinare magari un pomeriggio nel parco e poi chiudere la serata nel centro benessere con qualche trattamento particolare che può appunto andare anche
allargarsi ai massaggi, ai trattamenti estetici e tutta una serie di altri servizi correlati. Ebbene, quindi subito dopo la pubblicità approfondiremo il tema che riguarda il medical fitness e le terapie di Villa dei Cedri, Parco Termale del Garda. Prima però, dato che ormai siamo entrati in inverno e tra poco arriverà Natale, sentiamo la nostra Elisa Tagliani che ha dei consigli utilissimi da parte di Floridea.